Questo programma è offerto da Buonasera Daniele Emanueli, benvenuti alla 30ª puntata di stagione di Calcio di Rigore, una puntata ricchissima di servizi video ma numerosa in fatto di ospiti. Salutiamo subito il nostro Giacomo Alpini che non è qui tra noi questa sera nella veste di opinionista, anche Renzo Baldisseri, ma li ritroveremo lunedì prossimo. Prima di iniziare vi ricordo anche il numero per interagire con noi, numero valido sia per la messaggistica tradizionale che per WhatsApp, i 333 60 94 299, ci accompagna adesso anche con l'aiuto regia il nostro Stefano Papini, che salutiamo e ringraziamo anche in regia Mario Lugli. Andiamo a presentare gli ospiti di questa serata. Ritroviamo alla mia sinistra con piacere la seconda volta di stagione il vicepresidente Nuova Feltria Giuseppe Mandrelli. Ciao a tutti, ciao Daniele. Ciao a te, grazie Giuseppe di essere qui tra noi. Poi andiamo a salutare anche per lui la seconda volta in stagione, un mister che finalmente ha vinto il campionato con i Cattolica. Gli facciamo doppiamente i complimenti rispetto a qualche mese fa quando l'avevamo visto, il tecnico del Cattolica Mirko Giorgi. Buonasera. Ciao Mirko, grazie. Lui lo ritroviamo, un amico di Sport Up lo scorso anno nelle vesti del Rimini Calcio come calciatore, quest'anno invece lo ritroviamo in calcio di rigore perché rappresenta i colori della Marignanese, un jolly, tuttofare, Luca Cannesecchi. Buonasera, ciao Daniele. Ciao Luca, andiamo a salutare lui la prima volta nei nostri studi, l'attaccante dell'Unione Calcio Riccione, Riccardo Bontempi. Ciao Riccardo. Buonasera, ciao Daniele. Iniziamo da te Riccardo. Allora, questo Riccione ieri un'altra vittoria importante, pian piano la zona playoff è lì, anche se comunque bisogna vedere a fine campionato se rientrati quei punti di distacco per poterli fare. Diciamo che è poco probabile ma ancora possibile, la zona dei playoff sarà dura, noi ci mettiamo tutto quello che possiamo. Ieri è andata molto bene, abbiamo fatto il nostro gioco, abbiamo giocato bene, siamo andati sopra, abbiamo rischiato una certa quando ci hanno recuperato di un gol, una lunghezza, stavamo sul 2-0, poi ci hanno ripreso sul 2-1, abbiamo avuto un attimo paura, però dopo ci siamo rimessi sotto e siamo andati avanti bene, abbiamo vinto 4-1, è stata una bella vittoria e niente, adesso speriamo bene per la prossima domenica, noi mettiamo tutto. È un peccato perché, come dicevo anche spesso all'amico Giacomo quando parlavamo appunto dei vari campionati, il Riccione a nostro modo di vedere era la squadra favorita per vincere il torneo di prima categoria. Poi ci sono state un po' di fasi alternanti, soprattutto nel giro d'andata che avete un po' deluso, no? Sì, diciamo che abbiamo una rosa di una buonissima qualità per il campionato e dovevamo essere perlomeno protagonisti fra le prime, non dico di vincere, però purtroppo non siamo riusciti e ci sono stati diversi problemi, diversi fattori che hanno influito negativamente. Purtroppo è andata così, adesso con il nuovo mister che è arrivato da metà dal ritorno stiamo mettendo le basi per il nuovo anno, cercando di arrivare da protagonisti questa volta e niente. La prossima volta speriamo che quest'altro anno vada meglio. Luca, arriviamo a te. Lo scorso anno avevi già avuto modo di dimostrare il tuo valore con una squadra importante come il Rimini. Quest'anno stai disputando il campionato nuovamente di eccellenza con i colori della Marignanese. Abbiamo sentito qualche settimana fa anche il tuo presidente contentissimo. Ti sei trasformato in un vero tuttofare, difensore, centrocampista, attaccante. Manca solo di fare il portiere adesso. In allenamento l'ho già fatto, quindi adesso il mister domenica magari mi mette punta, così almeno li ho fatti tutti quest'anno, no, dai, sono contento. Poi a Marignanese si sta bene, c'è un ambiente tranquillissimo, partendo dal presidente, da tutti i dirigenti, quelli che ci stanno attorno, un ambiente veramente sereno. Infatti, anche tu hai avuto un po' a livello di squadra un percorso come quello di Riccardo. Nei giorni d'andata avete, soprattutto nelle prime partite, un po' sofferto. Si era parlato anche dell'esonero purtroppo del mister, invece il mister ha dimostrato il suo valore. Insieme a tutti voi avete fatto una rimonta incredibile. sì, diciamo che le prime 7 giornate un punto era partita molto male, però noi eravamo consapevoli come squadra e anche in pieno appoggio del mister che saremmo piano piano risaliti in classifica, perché in quei pochi anzianotti, diciamo, che chiamarmi anziano è già una cosa strana, e avevamo delle qualità
e pian piano sapevamo che qualcuno sarebbe venuto a darci una mano, infatti così è stato e pian piano siamo cresciuti, infatti. Mister, arriviamo a te. Io ho conosciuto Vicino qualche anno fa, ho conosciuto anche Giovannini qualche anno fa. Chi li tiene a questi due? Adesso che hai vinto il campionato, ho sentito subito il presidente, se vogliamo continuare a far bene, vogliamo salire, cosa che auguro ovviamente perché Cattolica merita un palcoscenico più importante, però il tuo grande merito, e l'ho detto anche ai tuoi giocatori che sono stati ospiti qui da noi in questo studio quest'anno, è stato quello di riportare il pubblico allo Stadio Calvi, dopo che qualche anno fa si era perso proprio il contatto con il pubblico amico. Adesso io negli ultimi anni non so che tipo di apporto abbia portato il pubblico, però ho vissuto da avversario la piazza di Cattolica e sapevo che andavo in una piazza importante, sicuramente molto più importante del campionato che stavamo facendo, però dovevamo dimostrare in campo di meritarci il salto di categoria, quindi non doveva essere scontato. Il pubblico, anche quando sono arrivato io, anche le prime giornate, è sempre stato molto presente e ha dato una grandissima mano a questi ragazzi. Penso che posso aver dato un po' di tranquillità, magari ho dato una mano in piccole cose, ma penso che le qualità ai ragazzi in campo, ma soprattutto ho conosciuto, perché alcuni non li conoscevo neanche, degli uomini, e penso che alla fine il risultato di un campionato, che sia la salvezza, perché il risultato può essere salvezza, vittoria del campionato, comunque raggiungere gli obiettivi che ti vengono posti, lo tiene la persona, l'uomo. Poi è chiaro che noi avevamo anche tante qualità e quelle ci hanno dato una mano, però ripeto, bisogna fare grandissimi complimenti a questi ragazzi che hanno dovuto sopportare anche pressioni importanti durante l'anno, perché comunque giustamente o meno non lo so, però tutti ci additavano come la squadra che doveva vincere 5-0 tutte le partite, ma noi con tantissima umiltà abbiamo affrontato ogni partita, ogni squadra con la massima attenzione, anche perché nel calcio non conta quello che hai fatto prima, conta quello che fai quando scendi in campo la domenica ed è lo specchio di quello che fai durante la settimana. I ragazzi si sono messi a piena disposizione, per questo li ringrazio tantissimo, e poi in campo hanno tirato fuori le loro qualità, sia tecniche, fisiche che mentali, e hanno raggiunto, penso, un grandissimo risultato. Per quanto riguarda i due dirigenti, il presidente e Andrea Giovannini, penso che abbiano una carica infinita. Chiaro, devono migliorare come dobbiamo migliorare tutti noi, però devono migliorare nel senso che si può fare qualcosa per fare ancora meglio, però hanno una carica veramente, veramente importante, che nel calcio, soprattutto nei dilettanti, è importantissima. E noi li salutiamo, sia Giovannini che Vicino. Vicepresidente, arrivo da lei. Dimmi. Allora, questo Nuova Fede, cosa sta succedendo? Siete secondi in classifica, purtroppo dopo tantissimo tempo che eravate stati al comando. Sembrava finalmente un campionato che potevate portare a casa, invece ieri patatrac. Ieri abbiamo giocato una partita che è stata una bella partita, solo che non riusciamo a segnare, quindi abbiamo preso quel gol subito, i primi 10 minuti, ci hanno un po' tagliato le gambe, poi ci siamo un po' ripresi, il rigore, siamo andati sull'1-1, non abbiamo avuto possibilità di fare un altro gol. Però la squadra, ho visto ieri sera, eravamo insieme lì al bar, sono tranquilli, sono carichi e speriamo che continui così, perché questi ragazzi sono molto bravi, che siamo stati in classifica fino adesso e al primo posto come l'anno scorso, che eravamo primi, poi siamo giù, alla fine abbiamo dovuto lottare per salvarsi. Quest'anno stiamo lottando per vincere il campionato, io penso che ce la faremo perché siamo convinti un po' tutti, i ragazzi adesso ieri ad esempio mancavano 7-8 titolari, ha giocato la Juniores, quindi manca la punta, manca il centrocampo, insomma, tutti gli anni non è che uno viene qua per scusarsi, ma la realtà è questa, tanto lo conosci, no? Noi purtroppo adesso quello che dobbiamo fare è stare tranquilli, caricare i ragazzi, l'allenatore, abbiamo un buonissimo pubblico che c'è vicino, abbiamo gli ultra, insomma, abbiamo tutto di questo che funziona tutto bene, il presidente carica eccetera, però adesso quello che ci vuole bisogna vincere, i discorsi sono pochi, i ragazzi devono mettere in testa che domenica la devono mettere tutta, anzi dobbiamo correre come le Ferrari e avere il risultato, perché non c'è altra soluzione, perché domenica è il punto decisivo per noi. Ripeto che i ragazzi sono convinti, però sai com'è quando si arrivano in campo, anzi poi voglio anche salutare i due infortunati che domenica, se si sentono un pochino, potrebbero anche
qualche dolorino, non pensarci di fare il massimo in campo, di dare una mano anche ai colleghi in maniera che siano abbastanza tranquilli e sicuri, e poi il tempo di riposarsi ci sarà fra 2 domeniche, penso. E in bocca al lupo, nuova Federcalcio. Lei è vicepresidente, però non la voglio chiamare vicepresidente, la chiamo presidente perché lei è Perché? stata l'icona per Nuova Fede. Lei, presidente Mandrelli, è passato dal termine amici da bar a colleghi di lavoro. Questo glielo voglio far notare, però non si preoccupi perché a lei ha fatto l'appello e speriamo che per l'appunto sia Mantini che Stefanelli possano Io non è che recuperare. faccio il dottore, però insomma adesso domenica abbiamo necessità anche di dare un po' di sicurezza ai ragazzi che hanno giocato di campionato con loro, e se non c'è questa gravità, insomma... Tu sei abituato al calcio, hai visto il calcio dove i giocatori Ma giocavano io- anche quando ne avevano prese parecchie, è vero Mirko? Ma mi ricordo che quando avevo io il presidente all'epoca c'era Mimmo Pesta di Rimini che gli mettevano a pesta sempre tutti. Mandava giù i giocatori, faceva 2 seduti, la domenica dopo ero in campo. Adesso qui... lì. Non è più così. Va bene Presidente, ci siamo dilungati un po', passiamo a conoscere subito il campionato che riguarda questa sera da vicino il nostro ospite Luca Cannesecchi. Inizierei proprio dalla classifica dei risultati d'eccellenza. Classe Corticella 1-0, Real San Lazzaro Diegaro 1-5, Argentana Faenza 2-3, Cervia Fiariccione 1-2, Alfonsine Marignanese 1-3, Progresso Massa Lombarda 2-1, Granamica Russi 2-0, Castrocarro San Pietrivicoli 1-1, Savignanese San Pimola 0-0. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, ne mancano 2 giornate al termine, lo ricordiamo ancora una volta. Savignanese a comando 65 più 4 su classe 61, Granamica 60, Fiariccione 52, Alfonsine 51 insieme a Castrocaro, Argentana 49, Corticella 46, Diegaro 45, Faenza Marignanese 43, Progresso 40, San Pimola 38, Massa Lombarda 37, Cervia 34, Russi 30, San Pietrivincoli 28, Real San Lazzaro 1 punto. Luca, allora, che tipo di campionato è quello che stai vivendo in questa stagione rispetto a quello precedente vissuto con il Rimini? Diciamo che è stato un campionato equilibrato, sia nelle zone alte sia che nelle zone basse. Infatti mi aspettavo sinceramente che domenica la Savignanese chiudesse il campionato. Invece non è così. Invece non è così, perché San Pietri con San Paimola, non sapete nemmeno, è una squadra agguerrita, l'abbiamo affrontata poche settimane fa. È ripresa, È molto in ripresa, infatti ha dei giocatori validi soprattutto nella zona avanzata del campo. E così. Dietro se fai 2 vittorie c'è caso che ti salvi, fai 2 sconfitte c'è caso che vai giù direttamente, perché ci sono 3 retrocesse, essendoci la differenza di punti, e solo 2 Sì, è fanno vero. i play-out, quindi bisogna sempre stare attenti. Infatti finché non c'è la matematica noi ancora non abbiamo fatto niente. Chiedo al nostro Stefano di farci vedere intanto i gol del San Pietro, tra San Pietro e Castrocaro, e per l'appunto tra Granamica e Russi di ieri. Luca, ti volevo chiedere, la Marignanese ha avuto un campionato, come dicevi, l'hai spiegato, il giorno d'andata, che si è ripreso dopo le prime 7 partite dove avevate fatto solamente un punto. Ecco, siete contenti per come sono andate poi le cose, soprattutto nel giorno di ritorno a Marignano, oppure la piazza esigeva qualcosa in più, si aspettava qualcosa in più? Penso di no, no? No, la dirigenza, anche quando sono andato a parlare io col presidente, mi ha detto guarda, siamo una squadra molto giovane, quindi la prima cosa è che noi vogliamo vedere impegno, e penso che la squadra gliel'abbia dato, sì. sempre, sai. Poi siamo una squadra molto giovane, molti giovani non avevano ancora affrontato questo campionato che secondo me molti sottovalutano, perché non è mai facile, ci sono piazze che non sono facili, secondo me la più difficile che ho affrontato quest'anno è stato classe. Infatti ti volevo chiedere, ma tra il Classe e la Savignanese, chi è più forte secondo te da giocatore? Io sinceramente a me piace il calcio, preferisco che questo campionato l'abbia vinto la Savignanese. Classe, diciamo che è una squadra che punta molto sull'aggressività, su questo pallone in avanti e va a aggredire. Invece Savignano, conosciamo il calcio, conosciamo il mister, è uno che fa giocare a calcio. Infatti secondo me il campionato quest'anno l'ha vinto il mister della Savignanese, perché le squadre si equilibravano tanto, lì la differenza forse l'ha fatta il metodo di gioco che anno dopo anno ha messo il mister. Quindi la Savignanese per te non è una sorpresa da quello che stai No, anche secondo me anche a livello di organico forse, dai, c'ha Marco Brighi, c'ha Esatto, giocatori importanti sia a centrocampo che in avanti soprattutto. Porta anche, c'ha giocatori l'esperienza, importanti. esatto, che Pazzini. sai, quei pochi giocatori che fanno fare quel salto rispetto magari al classico che c'ha un buon organico, però
gli manca magari quei 2 o 3 giocatori che hanno fatto veramente le categorie che nei momenti decisivi danno quello sprint in più. Una domanda che farebbe il nostro opinionista Baldisseri: rispetto all'anno scorso hai trovato un'eccellenza più tecnica, meno tecnica, come l'hai vista quest'anno rispetto appunto... Secondo me di base non è tanto tecnica, ci sono poche squadre che provano a giocare a calcio, anche l'Alfonsine, ci sono molte squadre che hanno il classico pennellone davanti, la mettono lì e poi giocano molto sulle seconde palle. Secondo noi, la Savignanese, siamo una di quelle poche squadre che provano sempre a giocare a calcio, palla a terra dal portiere, e delle volte non ci ha portato tanti benefici perché perdiamo palle, magari prendiamo gol, però secondo me il calcio è questo. Ma ci sta anche perché, come ricordavi tu, appunto siete una squadra molto giovane. Io adesso, Luca, andrei a vedere proprio la Savignanese che ha pareggiato ieri con il Sampa Imola per 0-0, il nostro contributo video. Grazie. romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. La Savignanese impatta solo 0-0 nell'antistadi sintetico contro il Sampa Imola. La formazione ospite alla ricerca di punti salvezza, mostratasi un avversario ostico nelle ultime giornate. Invece la Savignanese tenta la fuga in classifica, approfittando del classe che riceve Corticelle, gran amica ai russi. L'ingresso in campo con i bambini è la cosa più bella in un pomeriggio che inizia con l'asse Bandi Casadei con tiro di quest'ultimo che termina alto. La Savignanese non riesce a trovare i gol, si affida anche in questo caso al tiro dalla distanza di Mannuzzi, pallone alto. La pressione gialloblu prosegue, traversano al centro di Manti, ma sotto misura mancano gli appuntamenti al gol i vari compagni. La ripresa inizia con una punizione bloccata senza problemi da Calderoni. Il Sampa Imola si vede con una girata di Meacci senza pretese, mentre il tiro di Carboni è più preciso ma non crea problemi a Giannelli. Il Sampa Imola prova a sfondare con questa incursione, ma tutto in ritardo all'appuntamento con la rete. Nel finale inizia l'arrembaggio della Savignanese. Nell'ordine tiro di Fabri terminato alto. Alto tiro sempre dopo una mischia in area con una conclusione che termina sopra la traversa. Quando arriva a colpire la porta la Savignanese ci mette i quantori Calderone ad evitare pericoli maggiori, poi si prosegue con la conclusione di Righi finita nuovamente alta e con l'occasionissima all'ultimo minuto con Brigliadori che mette al centro, ma la conclusione del compagno viene deviata con tanto che basta in corner. Punti pesanti in ballo e si vede Savignanese poco cinica, Sampa Imola difesa di ferro e squadra ordinata. Campionato in cassaforte ancora no, ma la chiave per aprirla è stata trovata. Ora basta solo inserirla e Savignano potrà presto festeggiare un'incredibile promozione, almeno questo si aprono i vari supporters e la società. Ebbene, complimenti intanto anche alla Savignanese, perché non è facile, come ricordava anche Luca, affrontare una squadra organizzata come il Sampa Imola che sta lottando per la salvezza. Ha avuto alcuni esploiti, soprattutto in esterna, importanti e ha dei giocatori di qualità. Tra l'altro in porta c'è Calderoni che è stato qualche anno fa portiere del Sant'Arcangelo in Serie C, era il secondo portiere dietro a Michele Nardi che è stato un monumento della società clementina oggi al Parma. Io direi andiamo a vedere il prossimo turno con la tua collaborazione Stefano, così andiamo a vedere anche le prossime sfide che riguardano da vicino il nostro Luca. Poi gli volevo chiedere qualcosa per quanto riguarda la partita di ieri. Massa Lombarda Alfonsine, Sampa Imola Argentana, Faenza Castrocaro, Marignanese Cervia, Diegaro Classe, Savignanese Corticella. Questa sfida la seguiremo da vicino con il nostro Giacomo Alpini. San Pietro in Vincoli Gran Amica, Russi Progresso, Pierriccione Real San Lazzaro. Marignanese Cervia è una bella partita. Direi di sì. Loro secondo me si giocano l'ultima chance forse per sperare di non fare i play-out, perché matematicamente ancora se la possono giocare e soprattutto devono tenersi dietro le squadre che ci sono dietro, perché sono ancora... Sono tutte lì più o meno. Sono tutte lì. Noi d'altro canto giochiamo in casa, come ha detto pure il mister prima, ha detto in casa nessuno ci tiene a perdere, quindi noi sicuramente ce la giocheremo. Poi giochi a calcio, ti devi divertire, se perdere non si diverte nessuno. E ricordiamo che poi all'ultima giornata voi avrete il Real San Lazzaro, quindi anche quella è una partita che potrebbe portare i 3 punti e la certezza definitiva anche di rimanere nella serie, ma ormai siete lì, manca solo la certezza matematica. Complimenti ancora. Adesso ci spostiamo in promozione perché voglio sentire il mister Giorgia, voglio chiedergli anche qualcosa in riferimento al torneo d'eccellenza, ma iniziamo con ordine andando a vedere risultati e classifiche. Giovane Cattolica Cotignola, qui tra poco vedremo il contributo video, terminata sull'1-1.
1, Gatteo Igea Marina 0-4, Gambettola Pietracuta 2-0, Del Duca Ribelle Rida 1-0, Torconca Ronco e Del Wais, Ronco continua a salire 3-0-3, Football Cava San Pierana 1-0, Bellaria Savanna 0-2, Tropical Coriano Savio Calcio 3-1, Reno Stella San Giovanni 0-1, importantissima vittoria per la Stella perché anche la Stella si sta avvicinando all'obiettivo, anzi ormai è quasi certo della salvezza. Giovane Cattolica che ha vinto il campionato già dallo scorso turno, comanda a quota 70, segue Del Duca Ribelle 61, Calcio Cotignola 60, Ronco Del Wais 59, Torconca 57, Pietracuta 55, Coriano 54, Gambettola 49, Reda 48, Stella 44, Igea Marina 43, Football Cava 43, Reno 39, San Pierana 38, Savanna 35, Gatteo 21, Savio 18, Bellaria già aritmeticamente retrocessa in prima categoria con soli 3 punti. Allora Mirko, da quando sei arrivato a Cattolica volevo chiederti un po' le difficoltà. Prima hai spiegato che sei intervenuto anche per quanto riguarda la tranquillità da dare a un ambiente dove i giocatori, giustamente per via anche di quello che si diceva tra i media nella sessione estiva, dovevano per forza vincerlo questo campionato. Allora un po' di pressione si è sentita da parte loro, infatti l'inizio non è stato dei migliori, poi ci ricordava vicino nell'intervista che tra poco sentiremo, anche l'esclusione subito dalla Coppa ha forse un po' demoralizzato l'ambiente. Sì, sicuramente non sono ragazzi, ho parlato anche con alcuni di loro, magari con quelli un po' più vecchi, non sono partiti bene e l'hanno pagata questa cosa qui. Sicuramente non ho inventato la cura per una medicina, per una malattia inguaribile, quindi non è che ho inventato niente. Ho cercato di dare tranquillità, sicuramente pian piano abbiamo rimesso in condizione alcuni giocatori che magari, essendo di Cattolica, comunque essendo ragazzi dilettanti, lavorano e hanno dei lavori che magari gli portano via tempo per gli allenamenti estivi e alcuni non erano in condizione. Quindi pian piano abbiamo recuperato quei giocatori lì che erano giocatori importanti comunque. E poi ripeto, forse io nella mia vita sportiva precedente facevo questo di lavoro, però c'è un pensiero che penso debba essere sposato da tutti nel mondo dilettantistico, nel senso che comunque le tensioni sono altre, bisogna divertirsi, bisogna stare sereni, bisogna accettare gli errori perché purtroppo e per fortuna li fanno anche nelle finali di Champions League e di Coppa del Mondo, quindi li dobbiamo accettare anche noi. È giusto quello che bisogna essere sereni, poi se uno ha qualità è chiaro che con la tranquillità le qualità vengono fuori in maniera maggiore. E poi i ragazzi hanno capito che forse nei momenti di difficoltà dovevamo giocare o fare cose più semplici possibili, perché solo così si può venire fuori da un momento di difficoltà. E una volta che abbiamo preso magari fiducia e morale, dopo con tutte le qualità che hanno i ragazzi, sono venute fuori anche cose importanti. Abbiamo fatto anche dei filotti importanti e quello ha aiutato sicuramente. Però ritengo che la tranquillità e l'umiltà che hanno messo i ragazzi in campo contro chiunque, nonostante anche gente che ci attorniava pensasse in maniera positiva e anche in maniera molto innocente di dover vincere 5-0 tutte le partite, loro non ne hanno più risentito forse, nel senso che hanno capito che si poteva soffrire con qualsiasi squadra, perché il calcio è bello anche per questo, una squadra organizzata che magari ha speso un pelino meno, magari ha giocatori meno conosciuti ma che hanno voglia e poi soprattutto vengono a giocare a Cattolica in un ambiente contro una squadra importante, comunque dal passato importante, danno quel di più. E noi in tutte le partite che abbiamo affrontato da quando sono arrivato io abbiamo pareggiato perlomeno la voglia che avevano gli altri e dopo ripeto con le qualità che i ragazzi avevano abbiamo fatto dei risultati importanti. E questo lo dico io, si è vista la mano e non poco del tecnico Mirko Giorgi. Mirko, ti faccio riflettere un attimo perché andiamo a vedere proprio il contributo video della sfida che ti ha riguardato ieri tra Calcio Cattolica e Cotignola. Il video. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. A Cattolica va in onda il Festival Giallorosso, la squadra di Giorgi è conquistata la promozione la domenica prima, scende in campo prima del match con una maglia che riporta anche l'hashtag dell'eccellenza. I giallorossi giocano davanti al pubblico delle grandi occasioni, mai mancato l'apporto in questa stagione di fronte a una signora squadra, la seconda della classe, Cotignola. La gara inizia con gli ospiti subito pericolosi, con il tiro di Bazzari bloccato da Venghi che sostituisce Andreani, dato anche il valzer delle sostituzioni fatte proprio valere dal mister Giorgi. Ancora ospiti avanti,
questo rasoterra insidioso di Serra deviato da Venghi in calcio d'angolo. Dall'altra parte Cattolica si fa vedere dal corner, ma in generale manca l'appuntamento con i gol. Gli ospiti tirano il fiato, sbagliano il disimpegno, favorendo l'inserimento di Delia che spreca calciando alto. In contropiede Cotignola si rende pericoloso con Paganelli, stessa conclusione di Serra, fuori di un nulla, ma prova e riprova, gli ospiti vanno in rete con Carapia, bravo ad incuniarsi nell'area avversaria e a battere Venghi. Il pubblico locale si chiede dove sia passato il giocatore, ma soprattutto dove sia passato il pallone. Nella ripresa Cotignola potrebbe chiudere i conti, ma Bazzarli centra il palo. Altro gol divorato questa volta in contropiede, l'occasione del 2-0 la sprega Perazzoli che sfiora il montante. Il Cattolica dalla parte opposta scalda i guantoni a Cesaretti e il preludio al gol che arriva quando Casolla mette al centro un delizioso assist per la testa di Parma che firma l'1-1 per la gioia giallorossa. Il Cotignola non demorde, cerca la vittoria come del resto il Cattolica. Nell'ordine il neoentrato Ada centra Venghi che si salva in corner. Dall'altra parte l'altro neoentrato Brighi spara addosso a Cesaretti al fotofinish. 1-1 il finale, Cattolica festeggia la promozione davanti al proprio pubblico salutando il cosiddetto 12° uomo. Dato anche il gemellaggio con i Rimini, a fare festa sono stati quest'annata magica sia i giallorossi che i biancorossi. Il Cotignola merita il piazzamento in classifica, ma quest'anno può dire che davanti si è trovata una grande squadra. Lo stesso pensiero lo hanno avuto un po' tutte le compagini di questo girone. Bravo mister Giorgi a far quadrare il tutto, brava la società a portare a casa con i fatti questa promozione. Bentornati dunque in eccellenza. Molto soddisfatto del Cattolica, molto soddisfatto della stagione, sono soddisfatto di parecchie cose, soddisfatto del pubblico, degli ultras, dei tifosi della tribuna, soddisfatto del comportamento della squadra, una squadra matura, attenta, concentrata, soddisfatto dello staff tecnico e speriamo a breve di essere soddisfatti anche dell'amministrazione comunale, visto che adesso la grande partita del Cattolica si gioca fuori dal campo. Quindi speriamo bene, ma sono parecchi momenti belli, diciamo che la stagione è stata una stagione travagliata, partendo da un inizio un po' sottotono, l'eliminazione in Coppa, dopo abbiamo fatto il cambio di allenatore, una bella cavalcata, 10 risultati utili consecutivi, ma forse il momento più bello è la vittoria in trasferta proprio col Cotignola, 1-0 al 90° con gol di Pasolini inaspettato, è stata un'esultanza, questo è stato uno dei momenti più belli. Era soddisfatto di tutto, ieri vicino, anche se li buttavano i frigoriferi in campo, lui era soddisfatto, si è visto proprio, dai, il sorriso del presidente, il tuo lavoro è orgoglioso, dai, si è visto. Mirko, io neanche a farla apposta nel servizio ho sposato quello che tu hai detto stasera in trasmissione, Ma voi due ci state pensando che il prossimo anno vi affronterete nel derby, vero? Sì, no, ma io con Simone ho giocato, a parte che ho giocato quando giocavo, quindi lo conosco, ma hai fatto i complimenti tramite un messaggio e gli ho detto, speravo di non gufarlo perché è successo 2 domeniche fa praticamente, che magari facevano 2 belle partite il prossimo anno, perché come a Simone mi piace provare a giocare, poi è chiaro, devi anche ottenere dei risultati, quindi sono importanti anche quelli, però mi piace giocare a calcio con serenità per provare a fare delle belle partite. E dopo lui è stato un po' scaramantico, però alla fine io penso che per il lavoro, perché un po' conosco il tipo di lavoro che fa, l'idea che ha, che è molto importante, perché comunque è giusto provare a giocare, siano squadre che si devono salvare, in realtà che si devono salvare, che devono fare campionati con bell'eccellenza, perché comunque penso che più ci siano squadre che provano a giocare, meglio anche per la gente, poco tanta che ci va a vedere, insomma è meglio vedere un bello spettacolo, tra virgolette, anche se hanno i dilettanti. Mi trovi d'accordo, perché sia tu e Simone, da come vi ho conosciuto io in questo studio, siete 2 persone che mettete tranquillità e come dicevi tu, questi ragazzi a questi livelli hanno un lavoro primario e quindi il calcio diviene comunque un divertimento. Poi come ribadivi tu, se c'è la possibilità di vincere qualcosa perché ci sono i mezzi, le strutture eccetera eccetera, ben vengono, però bisogna stare sempre tranquilli e bisogna avere la mentalità giusta a questi livelli, vero Riccardo? Sì. Tu stai prendendo nota perché giochi in prima categoria, ma arrivi anche tu in promozione e poi in eccellenza. Tengo tutto sotto nota. E poi se ti va male c'è il presidente Mandrelli che ti compra, perché lui ha bisogno di punte in questo momento, vero? In carenza. Mi raccomando, se no c'è Mirko Pezza che ci pensa lui a sistemarti, va bene? Allora, io direi adesso, intanto salutiamo il nostro amico Massimo Zanini, che tra poco avremo in Sport Up tutto su Rimini Calcio, dopo calcio di rigore, con l'ospite di questa sera, il centrocampista Viti. Noi ci fermiamo 3 minuti dando la linea alla pubblicità, rientriamo e voglio sentire ancora Mister Giorgi, quindi Stefano, tieni lì buono la grafica per quanto riguarda il torneo di promozione. Fermiamoci un attimo per la pubblicità.
Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44 a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF e Forno Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada a secondo il vostro uso, e griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusaroul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Team Botta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusaroul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusaroul.com. Forno Dasolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da sport, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini. Ecco qui, iniziamo a leggere qualche messaggio. Dite a quel barbone lì nel mezzo che si tagli un po' la barba perché non è bello per niente, sembra un gatto nero. Firmato Roberto De Girasole. Luca, se lo vuoi salutare? Sì, lo saluto Roberto. Adesso poi in settimana vado a mangiare da lui, così mi faccio un po' di casino. Oh, bravo, bravo. Andiamo a leggere tutti gli altri messaggi. Allora, che bella ragazza e che bella barba, peccato che dovrai tagliarla, grande carne. Non poi mi tocca, se no la bronzatura, anche quella, sto pensando. Grande mister Giorgi, forza cattolica, andiamo in Serie D con te e con Visino, qui si parla già di Serie D mister, quindi l'eccellenza la danno come passaggio scontato. Anche un messaggio per te, viva Peppo Mandrelli, direttamente dagli amici del bar. Oh. Riccardo, c'è una cosina anche per te, eh? Allora andiamo avanti. Stefano, facciamo vedere il prossimo turno per quanto riguarda la promozione romagnola. Rimaniamo ancora sulla promozione romagnola perché volevo chiedere qualcosa in più al nostro mister. Eccolo qui, andiamolo a vedere adesso con ordine. Calcio Cotignola Bellaria, Savanna del Duca Ribella, Egea Marina Football Cava, Stella Gambettola, Pietracuta Gatteo, Ronco e del Weiss Giovane Cattolica, Reda Ronco, Tropical Coriano San Pierana, Savio Calcio Torconca. Anticipo già agli amici di Pietracuta che domenica saremo da loro per fare il saluto davanti al pubblico amico per chiudere questo campionato in bellezza. Due parole ti volevo chiedere proprio su di loro, sicuramente la rivelazione di questo campionato, o aggiungeresti anche un'altra squadra?
No, penso che fino a un certo punto sono stati la rivelazione, poi comunque hanno mantenuto. È chiaro che verso fine stagione le squadre con più qualità dovevano venire fuori, però penso che bisogna fare dei grandissimi applausi sia ai ragazzi che al mister, che hanno fatto, penso, un campionato che non si aspettavano loro, però l'hanno meritato, perché comunque, ripeto, quello che hai a fine anno è quello che meriti, e se sono lì hanno meritato di fare bene, quindi gli va sicuramente un elogio. Qual è stato l'avversario più forte che tu hai affrontato sul campo, ovviamente tra Del Duca, Calcio Cotignola e Ronco e Del Wise, e lo stesso cugino di Torconca che abbiano dato qualche dispiacere di troppo? Sì, il Torconca io l'ho affrontato solo una volta, però, solo una volta. Però era una squadra molto organizzata, che non ti regala niente e ha delle qualità in ripartenza, quindi ti può mettere in difficoltà, e adesso gli auguro di andare ai playoff, non so chi ci andrà, però se entrerà nei playoff sarà una squadra molto difficile da incontrare. Il Ronco ha qualità, penso, nei singoli importantissime, poi penso abbiano preso, se non ho capito male, anche Bernacci per i playoff, quindi penso che il valore aumenti. Lo diceva proprio tra l'altro. E poi col mister comunque il ritorno c'era con noi in casa nostra, anche se abbiamo vinto 2-0 è stata una partita difficile, perché cominciavano a provare a fare le giocate che gli piacciono al mister Montalti, quindi li ho visti bene, belli carichi, quindi faranno sicuramente bene anche loro. Il Cotignola è una squadra quadrata che ha anch'essa all'interno giocatori importanti, che gioca anche bene a calcio, quindi è importante. Ci sono 4-5 squadre che giocano bene e hanno delle qualità. E il Del Duca, che comunque l'allenatore, tra l'altro è un mio carissimo amico, Momo, e loro sfruttano le qualità che hanno molto bene e chiudono bene gli spazi, perché comunque magari sembra che giochino un pelino meno bene rispetto a quelle che ho detto prima, però sfruttano molto bene gli errori altrui, e hanno qualità in 3-4 giocatori davanti che sono molto pericolosi. Bene, mi è soddisfatto, perché comunque ero proprio curioso di capire, visto che la scorsa settimana abbiamo avuto proprio il direttore sportivo del Ronco e del Wise che ci ha anticipato la novità che tu stasera mi hai detto, appunto, di Bernacci per quanto riguarda i playoff. Caro vicepresidente, caro Riccardo, ci spostiamo nel vostro campionato che vi riguarda vicino. Prego il nostro Stefano Papini, prima categoria girone H, qui sono delle piazze incredibili, mi chiedo come facciano a fare la prima categoria. Andiamola a vedere un po'. Alta Valconca Athletic Poggio 1-0, Riccione Bacchia Cesenatico 4-1, Morciano Real Miramare 3-0, Tavolino ovviamente, Miramare Sant'Ermete 2-2, Granata Valle Savio 1-0, Junior San Clemente Verrucchio 1-0, Colonnella Vis Misano 2-3, altro risultato importantissimo per il Misano che si lancia in zona playoff. Bagno di Romagna Vis Nova Feltria 1-1. Andiamo a vedere la classifica che cambia soprattutto per i colori giallo-blu del Nova Feltria. Al primo posto infatti troviamo il Morciano a quota 52, Vis Nova Feltria 51, Sant'Ermete 48. Domenica c'è proprio Morciano Calcio contro Sant'Ermete, prima contro terza. Poi troviamo quarto posto Vis Misano, quinto Granata con 40, sesto Atletico Poggio con 40, settimo Verrucchio 39 insieme a Valle Savio, poi Riccione 39, Alta Valconca 38, Bacchia 34, Miramare Colonnella 25, Junior San Clemente 23, Bagno di Romagna 20, Real Miramare già retrocesso per essere stato estromesso dal campionato a quota 0 punti. Allora io direi subito, caro Presidente, di andare a vedere la partita che vi riguarda da vicino, così la commentiamo, e poi voglio sentire di Riccardo, perché la classifica questa sera davvero dice molto di questo campionato. Il contributo video tra Bagno di Romagna e Nova Feltria. Un Nova Feltria ampiamente rimaneggiato viene bloccato sul pareggio per 1-1 dal fanalino di coda Bagno di Romagna. Privi di fattori Amantini, Stefanelli, Frabuoni, Radici, Federico Baldinini e Tommaso Raffaelli, i gialloblu scivolano al secondo posto della graduatoria a 180 minuti dalla fine del campionato. A parziale consolazione dei Nova Feltriesi il fatto che il Morciano, neocapolista con un punto in più dei gialloblu, debba giocarsi la promozione sul campo del Sant'Ermete nella prossima domenica. La tensione si vede come sul volto del mister Achille Fabbri, costretto a chiamare in panchina 5 under, mentre Viciotti, tecnico di casa, controlla già prima dell'inizio il cronometro. A Bagno di Romagna si è assistito invece a una partita spigolosa con poche emozioni. Locali in vantaggio al settimo grazie a una ripartenza avviata da Antonelli, Marcucci arriva sul fondo a sinistra e mette al centro un raso terra. Rinaldi anticipa Crociani, ma nel tentativo di dribbling su Silvani perde palla proprio a favore di Crociani, che da dentro l'area calcia di destra di potenza, infilando Semprini sulla propria destra. In Nova Feltria pareggia i conti al 31esimo su rigore procurato da Francesco Baldinini, ostacolato in aria fallosamente da Bravaccini. Il replay ci mostra il rigore guadagnato da Stuzia dall'ex primavera dell'Inter. Dal dischetto capitano Rinaldi si conferma Cecchini implacabile, spiazza Margheritini
Il Nova Fette inizia a tirare fuori il naso dalla propria area di rigore, il Bagno si spinge in avanti, Marcucci fa da sponda per Silvagni che conclude al lato. Nella ripresa, ospiti pericolosi dal corner, Cupi dall'angolo non trova la deviazione vincente, Crociani invece dall'altra parte non inquadra il bersaglio, mentre la parte più accesa del tifo di casa si sposta dalla destra alla sinistra della recinzione. Il solito Crociani mette al centro per la testa di Canali, Semprini blocca questa volta senza problemi. La palla della vittoria capita al 23esimo nei piedi di Mammutai, servito da Baldini, l'esterno prova a colpire ma non riesce in tale intento, ma risulterà il migliore dei suoi. Nel frattempo viene annullato un gol al Bagno di Romagna, ma l'arbitro aveva fischiato qualche minuto prima. La posizione di offside di Marcucci è rilevata proprio da Ibrahim della sezione di Imola. Nel finale una conclusione per parte, Cupi chiama la parata Margheritini, mentre da calcio piazzato Antonelli chiama l'attenzione Semprini che si rifugia in corner. 1-1 in finale, pareggio che non accontenta nessuna delle due formazioni. Mandrelli, dove non arrivano i gol di Stefanelli, diciamo che arrivano i rigori siglati perfettamente dal vostro capitano Rinaldi. E ieri si è visto dal replay un rigore conquistato da astuzia da un giocatore di esperienza come Baldini. Vi aggrappate a loro per questo finale? Siamo aggrappati, che il rigore è stato fondamentale perché non abbiamo riuscito a segnare. Comunque la partita è finita 1-1 e quindi speriamo nella prossima partita, che io sono molto ottimista su quello che sono i ragazzi della squadra, l'allenatore, la società, tutti, che bisogna lottare fino all'ultimo e domenica dobbiamo mettercela tutti, insomma domenica è fondamentale. Poi abbiamo le squadre di dietro che non è che ce l'hanno facile, insomma, anche loro, no? C'è uno scontro diretto, quindi noi dobbiamo giocare con una squadra un pochino più di categoria, però non dice niente, le partite ogni domenica hanno una storia a sé, quindi noi dobbiamo solo vincere e cercare di caricare il più possibile tutto il keep attorno, che gira attorno alla squadra. Se lei deve fare stasera un messaggio alla cittadinanza, proprio colga magari l'occasione guardando la telecamera di invitare tutto il paese a guardare questa sfida, perché state per entrare nella storia. Insomma, la promozione a Nova Fette manca da circa 22-23 anni, adesso mi correggerà da casa il dirigente Giacomo Giuliani, però più o meno siamo a quei livelli lì. Il pubblico noi ne abbiamo sempre tanto, però mi ricordo l'anno scorso, l'ultima partita che abbiamo giocato, c'era lo stadio follissimo, la gente non ci ha abbandonato fino in fondo. Quest'anno penso che si ripeta, perché in Nova Fette il calcio è riuscito ancora a attaccare, la gente ci crede, tu come vedi a domenica siamo sempre pieni di gente, anche fuori ieri avevamo il 70% del nostro pubblico. Mi diceva prima il mister De Cattolica che in uno stadio importante sono circa 400 la domenica cattolica, Nova Fette in prima categoria, Riccardo preparati, sono circa 400 persone ogni domenica. Sì, no, per questo noi siamo molto contenti, perché praticamente la gente la domenica ci crede e poi sta seguendo anche la squadra, i ragazzi, insomma noi siamo contenti che il pubblico sia anche di aiuto per domenica per il tifo, quindi capito? Certo, Riccardo, è un campo caldo quello di Nova Fette, voi l'andata avete perso per 1-0, tu non c'eri, ci puoi dire qualcosa di più, che partita ti aspetti anche in virtù di una rimonta che state facendo in campionato fino a questo momento, che vi sta portando nella zona playoff? Sicuramente sarà una partita molto combattuta, l'andata ero infortunato, l'ho vista da fuori, è stata una partita tosta e penso che lo sarà allo stesso modo anche questa domenica. Noi metteremo tutto come stiamo mettendo in queste partite, cercheremo di fare il risultato, poi vedremo un po' come andrà. Intanto arrivano messaggi da casa, devo correggere un'inesattezza che ci dice questo signore. Volevo chiedere conferma se all'ultima giornata il Nova Fette avrà 3-0 a tavolino contro il Real Miramare. Non è il Nova Fette ma è Santermete che avrà l'ultima giornata il 3-0 a tavolino, perché il Nova Fette e il Morciano ieri hanno già avuto il 3-0 a tavolino. Poi ti dicevo, Riccardo, che era arrivato qualche messaggio anche per te, eccoli qui, sono più che altro complimenti, grande buon tempo, è uno spettacolo vedervi giocare, meriteresti tu e la vostra squadra una categoria superiore. Anche questo fa piacere, no? In virtù anche delle tante difficoltà. Voi giocate di solito allo stadio della Fiariccione, siete due realtà importanti nella stessa città, non è facile. Sì. Sicuramente gli obiettivi di quest'anno erano diversi da come parla adesso la classifica. Noi cerchiamo di mettere le basi adesso per il prossimo anno, sperando di fare i protagonisti come avremmo dovuto fare quest'anno. Purtroppo i vari problemi che abbiamo avuto, ma anche colpe nostre dei giocatori stessi, non ci hanno portato dove volevamo, ovvero davanti, però
per il prossimo anno vogliamo mettersela tutta, quindi adesso cerchiamo di finire queste ultime 2 giornate al migliore dei modi, anche perché ci meritiamo di provare a mettere tutto e poi vediamo il prossimo anno. Ti sta guardando male. Lo so, Lo so, il prossimo anno si vedrà. Riccardo, volevo chiederti questo, se il presidente ovviamente non ti ascolta, tra Novafeltria, Morciano e Santermete chi vince il campionato, e da giocatore, stessa domanda che ho fatto anche al mister, chi hai visto delle 3 formazioni la più forte di questo torneo, chi merita secondo te di vincere il campionato? Allora, su chi vince è tosta da dire, nel senso sono lì a un punto, se la giocano molto bene, adesso non voglio sbilanciarmi adesso a dire chi vince, però fra le varie formazioni il Novafeltria, quando l'ho visto anche se da fuori, mi è piaciuto, perché comunque è una squadra veramente tosta con cui giocare. Il Morciano, noi la partita che abbiamo giocato qui al ritorno l'abbiamo persa 1-0, ma è stata una partita di un episodio, loro sono riusciti a fare un gol in una punizione da lontano, proprio se l'ha messa dentro all'area, ha lasciato un uomo da solo in difesa, è riuscito a fare gol, ma è stata praticamente l'unica palla che sono riusciti ad avere. Noi dopo non siamo riusciti ad andare in gol e quello l'abbiamo pagata, però non saprei, probabilmente il Novafeltria forse ha qualcosina in più. Ebbene, allora andiamo a vedere proprio il prossimo turno con il nostro Stefano Papini, perché volevo analizzare, a parte che vi affrontate voi due che siete ospiti questa sera, eccola qui, Bacchia Cesenatico, Alta Valconca, Atletiche Poggio, Colonnella, Bis Misano, Granata, e fate attenzione a questa partita perché entrambe sono in zona playoff, Valle Savio, Junior San Clemente, Verrucchio Miramare, Santermete, Morciano Calcio, sicuramente il big match di giornata, e noi riprenderemo questa partita, ve lo dico già in anticipo, Bagno di Romagna, Real Miramare, la seconda partita che riprenderemo sarà per l'appunto la sfida che riguarderà da vicino i nostri ospiti di questa sera, ovvero Mandrelli e il nostro Riccardo, Vis Novafeltria, Riccione. L'unico peccato è che se il campionato del Riccione, della tua squadra, fosse stato giocato così fin dal girone d'andata, probabilmente voi eravate avanti e, come si diceva quest'estate, eravate la formazione favorita per la vittoria finale insieme alla Vis Misano e al Verrucchio. Sì, sarebbe stato bello così se fosse stato così, purtroppo non lo è. È peccato anche per te, perché mi hai raccontato prima telecamere spente che sei rimasto anche in box per parecchio tempo. Sì, ho avuto un infortunio alla fine dell'andata che contro il Bacchia ho preso una botta alle costole, sono rimasto fuori per abbastanza, più che altro è stata la fortuna che c'era la sosta, quindi mi sono ripreso senza perdere troppe partite. E avrei voluto giocare un po' di più, purtroppo non ho dato il meglio quest'anno, cerco di migliorarmi per il prossimo e adesso anche queste ultime 2 partite potrebbero essere buone per fare bene. Ma lui ti ha già detto che ti compra il prossimo anno, lui ha già detto che ti compra, non ti preoccupare. Hai sentito quello che ha detto? Ultime 2 partite cercherà di dare il meglio, quindi occhio domenica. Va bene, andiamo a vedere adesso la promozione marchigiana e poi ci salutiamo. Vi ricordo tutto su Rimini Calcio tra poco con Sport Up, ospite Viti, il centrocampista del Rimini. Senigallia, Gabice Gradara 1-1, Camerino Laurentina 0-2, Filotranese Mondolfo 0-1, Valfoglia Nuova Real Metauro 1-2, Cantiano Olimpia Marzocca 0-0, Simana Passatempese 1-1, Moia Vallesino Porto Recanati 2-3, questo risultato importantissimo. Villa Musone Sassoferrato 2-0, cade clamorosamente la seconda in classifica e Porto Recanati è davvero a un passo dalla vittoria finale del campionato. Andiamo a vedere appunto la classifica, se ci aiuti Stefano. Porto Recanati 50, Sassoferrato 46, Olimpia Marzocca 45, Mondolfo 44, Filotranese 42, Camerino 41, Simana 40, Valfoglia 38, Senigallia 35, Passatempese Laurentina 33, Villa Musone 31, Gabice Gradara purtroppo coinvolto nella zona playout 30 punti, Cantiano 26, Moia Vallesino 19, Nuova Real Metauro 14. Andiamo a vedere il contributo video. La nostra Veronica Lisotti ieri è stata sul campo storico per quanto riguarda il passato di questa squadra del Senigallia. Andiamo a vedere Senigallia, Gabice Gradara. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Allo stadio Bianchelli un gol per parte tra FC Vigor Senigallia che ritrova punti dopo 3 KO consecutivi, e il Gabice Gradara del neotecnico Lazzaro Gaudenzi che, ben fatta nel finale, ritrova convinzione, grinta, leitmotiv ed obbligo per uscire dalle sabbie mobili dei play-out in queste ultime battute di stagione. Fuori Sabatini e Costa, maglia da titolare per Facondini, Fabbri e Marchetti.
Pimpanti gli Adriatici al 12esimo, Arduini gittata per il ritaglio di testa di Rossi che sfila però a lato, al 15esimo risposta locale con il destro fuori misura di Alessandroni. Al 21esimo Pesaresi debolmente, mentre al 28esimo conclusione nuovamente il numero 9, questa volta out. Al 35esimo il Gabice Gradara effettua il sorpasso, Rossi verticalizza per Muratori che sorvola Minardi, uscito a vuoto, settima rete in campionato per il bomber rossoblu. Al 35esimo Anconetani al tiro con Pesaresi Alessandro che non trova però lo specchio della porta, mentre al 38esimo è la volta della girata di Siena che fa la barba al palo. Al 40esimo Muratori a lato, chiusura del primo tempo. Seconda frazione di gioco, locali che vorrebbero il rigore, mentre al terzo minuto è Giobellina a non trovare la porta in volée. Al sesto minuto suggerimento dalla destra che pettina l'area di Siena, Curzi manca l'aggancio sotto porta, poi è Facondini a liberare l'area. Ancora vigor pericolosa, Gregorini al centro per Alessandroni che non riesce a capitalizzare. Sempre Gregorini sul binario di destra, rigore in movimento per Alessandroni, fermato però da Facondini. Al 20esimo si ripresenta Alessandroni affrontato in area da Fabri, proteste locali per il penalty non concesso. Vigor, questa volta a Siena sul secondo palo, Pesaresi Dennis non affonda. Versante opposto alla mezz'ora, Rossi dialoga con Pratelli, colpo sotto, si allunga Minardi. Ancora Gabice Gradara, triangolo Rossi, Muratori Marchetti con i piedi, l'uno locale. Vigor allora a Siena per Alessandroni, facile per Palazzi. Dall'altra parte il neo entrato Santucci mette al centro Curzi, svirgola. Chiota chance per la Vigor al 37esimo, Maggi di testa, Curzi interviene Palazzi, poi a vuoto Alessandroni, Facondini a protezione. Per il Gabice Gradara il veleno nella coda al 38esimo, la Vigor agguanta il pareggio per mano di Siena, fortunato a trovare il varco tra le gambe di Palazzi. Sul tramonto di match ancora Vigor a segno, ma il gol viene annullato. Finale al Bianchelli, FC Vigor Senigallia, Gabice Gradara 1-1. Andiamo a vedere adesso il prossimo turno con il contributo della regia, la sfida del Gabice Gradara in particolar modo che vedrà opposti i rossoblu allenati dal nuovo tecnico Gaudenzi, lo ricordiamo c'è stato il terzo cambio in stagione, contro il Cantiano. Questo è tutto il turno, andiamo a leggere qualche messaggio arrivato in chiusura di trasmissione. Come mai fino a metà stagione il Nuova Fete giocava sul campo di Secchiano? Semplicemente perché il Nuova Fete ha 3 impianti sportivi, Talamello, Secchiano e Nuova Fete, si è scelto appunto di distribuire il terreno di gioco per salvaguardarlo nel miglior modo possibile, quindi diciamo che la prima parte è stata giocata a Secchiano e poi subito dopo sono tornati a giocare a Nuova Fete, tranne un recupero con i Bacchia Cesenato che fu giocato in notturna sul campo di Talamello. Bene, andiamo a salutare i nostri ospiti, ringraziamo il vicepresidente di Nuova Fete Giuseppe Mandrelli. Grazie a voi. In bocca al lupo per domenica e per il vostro campionato. Ringrazio gli amici del bar. E ringraziamo gli amici del bar. E tutti. Salutiamo il tecnico del Cattolica Mirko Giorgi. Grazie, buonasera. Quindi ricordati, non sei in eccellenza ma sei già in Serie D secondo i tifosi. Il primo acquisto sarà Luca Carnesecchi, difensore, Gioli, centrocampista, attaccante, rimanca solo il portiere della Marignanese. Grazie mille, ciao Daniele. E Riccardo Bontempi, che non ricorda la camomilla Bontempi ma bensì al vizio del gol. Grazie Riccardo di essere stato qui tra noi. Grazie a voi. E noi ci vediamo tra poco con Sport Up. Grazie ancora.